Eccoci qui ancora insieme, abbiamo cambiato argomento, è un argomento molto importante quello che andiamo ad affrontare perché riguarda in realtà un mare di persone che in questo momento non vedono prospettive positive per il loro futuro lavorativo. Parliamo di sanità privata in crisi, un tema di cui abbiamo dibattuto nel corso degli ultimi mesi ma che alla fine ha visto l'intervento di una delibera della Regione. Da questa delibera in avanti si è aperto uno stato di crisi che riguarda moltissime strutture private. Letizia Ingrosso, che è il nostro ospite di oggi, rappresenta proprio il Comitato di Crisi della Sanità Privata Veneta. Che situazione c'è? Che stato di cose abbiamo in questo momento? Allora, inizio col dire intanto buona mattina a tutti e buon risveglio, ma per noi non è un risveglio positivo, nessuna giornata di questa è accompagnata da un risveglio positivo. Noi non siamo sanità privata, assolutamente, e ci tengo a dirlo, noi siamo sanità convenzionata. La ricetta rossa ha lo stesso valore in ospedale quanto da noi. Lo faccio perché molto spesso siamo proprio confusi. Anche lo stesso Zaia quando dice facciamo il referendum, la pubblica o la privata. Noi siamo pubblici quanto loro e siamo stati accreditati perché loro stessi ci hanno voluto a supporto in quanto l'ospedale è sempre stato al collasso e non ha mai potuto assistere a tutte le persone, almeno in alcune zone, in alcune aree, non ha mai potuto dare assistenza a tutta l'utenza. Assolutamente, Questo era solo siamo d'accordo. Per sottolineare che lavorano come private perché sono appunto convenzionate non solo ma accreditate presso la Regione. Proprio dall'accreditamento però è nata il primo dei problemi. L'accreditamento intanto comporta una grande fatica fatta dalle strutture perché abbiamo dovuto non sono io ma i titolari di queste strutture hanno dovuto veramente adempiere a quelli che sono i punti di questa legge 22, sono punti che hanno veramente portato le strutture a raggiungere una certa eccellenza perché conformi a questa norma. Ci sono alcune strutture addirittura che si sono accreditate col 100%, quindi col massimo dei voti. Però questo forse non ha nessun valore per la Regione in questo momento. La spending review diciamo che vi ha toccato pesantemente. La spending review, mi viene da ridere, la spending review, così come dice il Ministro, è dell'1%, cioè il contributo alla spesa che deve fare per quanto riguarda la sanità è pari all'1%. Fatto sta, nella delibera 2621, questa bellissima delibera che ci ha fatto nascere come comitato di crisi, è come un gioco di un prestigiatore. Il prestigiatore fa la moltiplicazione del patria di pesci come il nostro Signore che sta in alto. Bene, qui siamo partiti da un 1%, come prestigiatore diventa il 10%. Da 1 a 10 non ci hanno mai spiegato questi 9 punti perché sono stati introdotti. Però se andiamo a vedere in fondo questa delibera, vediamo che togliendo l'incremento finanziario e togliendo l'altra parola che è regressione tariffaria, che non sto a spiegare perché sono meccanismi un po' particolari, andiamo a vedere che per alcune... Sostanzialmente prendete meno, sostanzialmente fate meno. Allora, non è che il fatto di prendere meno non sarebbe altrettanto grave quanto dire che il cittadino potrà curarsi meno, perché l'offerta sarà minore. Infatti loro tolgono, se ti va bene, un 35%, ma ci sono alcune strutture, alcune province venete al quali sono stati tolti fino al 70%, quindi il cittadino ha il 70% di prestazioni in meno da poter usufruire. Gli ambiti sono la parte legata alla fisioterapia, tutta la parte legata alla radiologia, tutta la parte legata all'ambulatoriale, quindi non è una piccola branca, no? È una grossa branca che così viene tagliata senza criteri ben definiti perché abbiamo scoperto che tutte le province sono 7, ogni provincia ha le sue USL, ogni direttore generale della USL non ha avuto criteri per assegnare il budget, ognuno è andato secondo un suo criterio, la Regione non ha dato dei veri e propri criteri, anche se è stato fatto un piano regionale meraviglioso.
ma non è stato attuato, è rimasto così, tante pagine scritte, 270 pagine scritte che però non sono state realmente attuate con dei criteri ben precisi. Si parla di territorialità, parla di studio del territorio e del fabbisogno, ma questo non è stato fatto. Addirittura quando abbiamo chiesto in regione le schede territoriali hanno detto non sono ancora state finite, non sono stati fatti, però i tagli sì. Ci sono due aspetti di questa faccenda, uno riguarda i cittadini, quindi una diminuzione delle prestazioni che si potranno avere in convenzione con un inevitabile allungamento delle liste d'attesa, oppure la gente dovrà sborsare più soldi per avere le stesse prestazioni in maniera privata. Il secondo aspetto, che è anche il motivo per cui l'abbiamo chiamata, è che questa situazione sta già creando una serie di problemi di lavoro molto pesanti, cioè ci sono persone che stanno rischiando il posto di lavoro, alcune hanno già la lettera di licenziamento. Infatti nasce il comitato di crisi, di cui io sono vicepresidente, perché per dar voce a chi non l'aveva mai avuta nel settore. E chi? I cittadini ed i lavoratori del settore. I lavoratori del settore sono più di 3.300 nelle 240 strutture accreditate del territorio. Territorio Veneto? Del territorio Veneto, stiamo parlando di sempre della regione Veneto. Di questi 3.300, senza parlare dell'indotto, quindi senza parlare dei fornitori, se non lavora la struttura, se la struttura lavora meno, tutto l'indotto lavorerà meno. Di questi 3.300 sappiamo che già in Padova, è una notizia che è apparsa nei giornali qualche giorno fa, sono già stati posti parecchi in cassa integrazione e sappiamo che le nostre strutture non hanno una vera e propria cassa integrazione, o qualcosa in deroga per 6 mesi, perché non è riconosciuta questa nei nostri contratti, quindi è ancora più grave la faccenda. In Padova ce ne sono stati un centinaio che sono stati posti più o meno in cassa integrazione, e a Rovigo addirittura sono proprio partiti i licenziamenti perché neanche più assolti. Di quante persone parliamo? Anche lì siamo su un centinaio, più o meno dico, perché non sappiamo i dati corretti, ogni struttura ha i suoi e la cassa integrazione. Ma la situazione potrebbe diventare anche più pesante? È già più pesante in tutti i territori, perché sappiamo che alcune aziende hanno ricorso alla cassa integrazione, altre hanno proprio tagliato di netto senza ricorrere a niente, perché ci sono anche delle aziende molto piccole dove non è neanche riconosciuta questa, non ci sono deroghe, non c'è niente, quindi hanno lasciato a casa il personale si trova a casa in questo momento. Quindi, e pensare che quando in regione, noi siamo stati chiamati come comitato di crisi ben 2 volte in regione, una volta l'assessore Coletto ci aveva fatto sperare in un'apertura della regione nei nostri confronti, perché portiamo la voce dei lavoratori e dei cittadini. Quando siamo arrivati al tavolo tecnico e abbiamo parlato dei licenziamenti, la risposta è stata: non è affar nostro, avete sbagliato tavolo, questo è il tavolo sanitario e non è il tavolo sicuramente legato alle ripercussioni che si ha anche a livello lavorativo. Questa cosa qua mi rincresce moltissimo e mi lascia tanto amaro in bocca. Neanche dopo le ultime settimane, questi ultimi giorni in cui sono partiti effettivamente i licenziamenti, si è aperto un tavolo in regione? No, non si è aperto, non ci hanno chiamato, loro sono completamente sordi. Non vogliono assolutamente aprire a nessuna trattativa. Noi stiamo sempre aspettando, noi siamo fiduciosi come comitato di crisi. Adesso però noi continuiamo a manifestare, tante manifestazioni sono state fatte, tante ne faremo, siamo pronti a mordere qualsiasi cosa pur di mantenere. Noi siamo nati anche per difendere 3 diritti fondamentali: il diritto alla salute, che è un diritto sacrosanto, il diritto al lavoro e il diritto di scelta, perché toglieranno anche il diritto al cittadino di andarsi a curare dove vuole lui. Lo veicoleranno, quindi ci saranno dei cittadini non solo che saranno costretti ad andare di notte negli ospedali a curarsi, quindi per farsi un torace si va alle 24, alle 3, alle 4 della notte. Quello sarebbe il minimo. Quello sarebbe il minimo, ma addirittura ti dicono che ti devi andare a fare quella determinata prestazione dove decidono loro. E questa qua mi pare che il diritto di scelta, levare anche questo, quindi sono 3 diritti per i quali noi siamo disposti veramente a continuare una battaglia che forse neanche loro si rendono conto quanto potrebbe essere Adesso vorrei raccontare anche quello che state facendo e quello che avete in programma di fare per cercare la solidarietà anche da parte dei cittadini che forse ancora non si rendono conto di quello che cambierà
già dalle prossime settimane, di quello che sta già cambiando. Però approfittando della cosa che ha detto, del fatto che molte delle prestazioni verranno fatte appunto dagli ospedali, anche in notturna ha cominciato Mestre, sappiamo che ha cominciato già a allungare i tempi delle strutture degli ambulatori ospedalieri, però è stato eccepito che questo costa molto di più che dare in convenzione il servizio. Sì, purtroppo sì. Alla fine sappiamo tutti che lo straordinario notturno costa di più, le varie indennità costano di più. In più sappiamo anche che qualcuno ha detto che per quanto riguarda i cassi integrati darà di più, quindi non si preoccupa di dire che ci saranno più casse integrati, che quindi la regione dovrà sborsare più denaro per questo motivo qua, però toglie alle strutture come le nostre. Sappiamo addirittura che c'è io lo chiamo tra virgolette tesoretto che loro avevano messo da parte e adesso spuntano 25 milioni di euro che dovrebbero ridistribuire, così l'hanno detto nei giornali qualche giorno fa, a noi non hanno comunicato nulla, quindi non so se usano i giornali per arrivare a noi o se sarebbe bello che loro si aprissero veramente a dire questo sono, aiutateci, collaboriamo, come aveva detto l'assessore all'inizio, collaboriamo. La collaborazione non è mai... Finora si è fatto vivo qualcuno, qualche politico che in qualche maniera sta sostenendo la vostra battaglia? Ce ne sono, ci sono anche tanti. Pensiamo che una cosa, noi non abbiamo tenuto conto della prima persona che deve essere forse in un territorio informata, perché è il primo ad avere il diritto di tutelare i propri cittadini, che sono i sindaci. Neanche i sindaci sono stati informati di questo taglio. Si trovano informati da noi, comitato di crisi, ci sono dei sindaci che sono ancora basiti, ci sono degli operatori del settore che ancora rimangono veramente senza parole di questa cosa qui, perché così informati all'ultimo momento, informati da chi? Neanche da chi dovrebbe informarli, ma da un comitato di crisi che si è preso anche l'onere di informare i sindaci. Non ci fermeremo davanti a nulla, se possiamo andare avanti non solo i sindaci, ma chiunque. C'è chi ci appoggia, sia qualcuno a livello politico, qualche sindaco ci ha già dato il pieno appoggio in qualsiasi cosa e piano piano si renderanno conto. Quando i cittadini andranno a bussare, penso che apriranno gli occhi. Appunto, credo che la cosa principale sia il cittadino, quando il cittadino si renderà conto di quello che sta cambiando. Vogliamo vedere, perché ha portato un sacco di materiale, perché quello che dice, che non si fermeranno davanti a niente, è effettivamente una strategia che è già partita nella giornata di ieri, con un coinvolgimento anche dei cittadini che frequentano gli ambulatori. Allora, devo dire solo questo. Sono tante le iniziative che avete messo in campo. Noi siamo nati il 6 di febbraio. Come comitato di crisi regionale e abbiamo già fatto 2 assemblee, abbiamo fatto una marcia verso Palazzo Balbi con 400 persone, abbiamo fatto anche la manifestazione quando i direttori generali sono andati a tagliare la testa alle nostre strutture e a noi come dipendenti, e abbiamo manifestato con una bella bara perché è la morte della sanità convenzionata nel nostro territorio e adesso siamo pronti ad andare oltre, siamo pronti a portare la nostra parola ai cittadini. Infatti siamo già stati chiamati questa sera alle 21 davanti alla mensa del Petrolchimico al Marghera a portare la nostra voce verso i cittadini, ad informare i cittadini, perché sappiamo che ogni manovra, lo sa chi gestisce delle aziende eccetera, ogni manovra non ha una ripercussione immediata, quindi il cittadino non è che da domani mattina riesce a capire che le sue prestazioni diminuiscono, assolutamente no, però magari lo vedrà tra 2-3 mesi, quando le liste d'attesa saranno insopportabili, quando bisognerà correggere il tiro. Allora è meglio che noi preveniamo, visto che la regione non lo fa, lo preveniamo noi, incominciamo ad informare il cittadino. Non so quanti saranno questa sera, so che la sala è molto capiente e so che abbiamo anche l'aiuto di chi, come ha detto lei, di qualche politico che ci sostiene, che ci dà una mano e che verrà sicuramente questa sera, ed invito chiunque nel territorio di Mestre, di Marghera e quant'altro di partecipare. Capire cosa sta succedendo, di partecipare. Allora stasera, dicevamo, davanti alla mensa del Petrolchimico al termine di via Fratelli Bandiera, tra l'altro in una situazione di crisi in cui anche
pagarsi quel minimo di contributo di ticket diventa per molti un sacrificio, diciamo che questa situazione rischia di aggravarsi, e tanto visto che stiamo parlando della zona di Marghera, ci sono anche già ambulatori che si stanno attrezzando con medici volontari per offrire prestazioni gratuite alla popolazione che non si può nemmeno permettere il ticket. Quindi cercare di capire, e cercheremo anche noi in questi giorni pian piano di far capire ai cittadini quello che sta accadendo, magari cercando di coinvolgere anche la Regione, vediamo se saremo capaci di farlo. Magari. Credo che sia importante per sapere quale sarà il destino di queste persone, quale sarà anche il destino appunto delle prestazioni per chi ne ha bisogno. Sono prestazioni di larghissimo utilizzo, come abbiamo sentito, si va da soprattutto gli esami diagnostici, che sono la gran parte dei motivi per cui ci si rivolge alla sanità convenzionata, ma anche prestazioni ambulatoriali di cui c'è una grande richiesta. Una delle manifestazioni più significative che avete messo in campo proprio a partire da ieri è questo minuto di silenzio che viene lanciato via radio. Come si suol dire, time out. Infatti via radio verrà lanciato il silenzio e per un minuto tutti gli operatori delle strutture ad orari ben prestabiliti, che magari se riusciamo a far vedere adesso li mostriamo, si riesce, si fermeranno dal lavoro, proprio si asterranno per un minuto a lavorare proprio in segno di protesta. È il classico minuto di silenzio che si fa in casi di lutto. Per noi è un lutto verso la sanità, e per questo manifestiamo e per questo esprimiamo il nostro grande rancore, la nostra grande tristezza nell'animo. Ecco, lunedì 11 alle 16:15, martedì 12 alle 14:15, mercoledì poi alle 12:15, giovedì alle 11:15 e venerdì alle 10:15 e sabato anche alle 9:15, la settimana del time out. Quindi le persone che si troveranno all'interno degli ambulatori non capiranno forse perché si sono tutti fermati. Ma gli verrà spiegato successivamente. Il mondo si ferma per noi, perché è proprio così. Ecco, una situazione molto pesante nel Padovano. Io so che ci sono circa 250 persone che stanno rischiando di due grossi centri. Molte anche di più. Molte di più, perché come ho detto prima ci sono tante piccolissime realtà. Pensiamo ai medici delle branche a visita, per fare un esempio, gli oculisti, i ginecologi, che hanno il piccolo studio, che magari hanno le 2 segretarie, eccetera. Tagliandogli un 70, dal 40 al 70%, devono togliere uno. Cioè, pensiamo che su 3.300, con i tagli che sono fatti, 3 persone, 1 su 3 rimangono a casa. Quindi ci rendiamo conto di quale macro di problema si sta creando all'interno. Quindi già sono tanti cassaintegrati. Ne aggiungiamo ancora di più? Per quale motivo? Perché? È un po' anche scioccante parlare di questi temi in Veneto, perché ci siamo sempre vantati, giustamente, di avere una sanità eccellente, anche proprio per un tipo di formula che era stata creata di rapporto con gli enti convenzionati. Certo, infatti c'è... Come si sta trasformando la nostra sanità? Potremmo ancora parlare di sanità eccellente? Ma il nostro governatore Zaia ne parla tutti i giorni di sanità eccellente, di sanità d'esempio. Sì, ieri sì. Domani? Ieri forse sì, domani se continuano le cose così non più perché lo stesso paziente, se adesso aspetta 6 mesi, aspetterà non so quanto tempo, perché rendiamoci conto, aprire gli H24 come dicevano questi ospedali, H sta per ospedale, 24 ore su 24, non solo i costi sono enormi, ma sappiamo che le assunzioni sono ferme a livello pubblico, quindi come si fa a far lavorare, cosa fai lavorare? I doppi turni? Ma ci rendiamo conto il rischio per paziente quanto aumenta? Il rischio di una sbagliata diagnosi, la stanchezza. Sappiamo che il nostro corpo è nato per non solo lavorare ma anche per avere un tot di tempo di riposo, altrimenti non può andare avanti. Devono mettersi una mano sulla coscienza, devono pensare anche a questo. Se chi legifera non pensa a questo, ancora più deve affidarsi a delle persone che quantomeno
riescano ad arrivare a questi punti importanti, il rischio clinico. Perché così già... Devo fermarmi un attimo perché abbiamo una piccola pausa di pubblicità, ma riprendiamo subito anche per capire in questo momento in cui la coperta è corta anche per il Servizio Sanitario Nazionale come mettere assieme le esigenze dei cittadini, quelle dei lavoratori e quelle della Regione e dello Stato. Ne parliamo tra pochissimo con Letizia Ingrosso, 2 minuti di pubblicità. Eccoci qui ancora insieme con Letizia Ingrosso, stiamo parlando di un problema piuttosto serio che riguarda la sanità convenzionata, oggetto di una delibera della Regione che di fatto ha creato un vero e proprio scompiglio in tutte le strutture perché le condizioni sono cambiate e molte di queste aziende stanno già decidendo la cassa integrazione o il licenziamento dei dipendenti. Questo è solo un aspetto del problema perché insieme sta arrivando anche un problema che probabilmente si riverserà sui cittadini con l'aumento delle liste di attesa per un gran numero di prestazioni sanitarie. Ne stiamo parlando con Letizia Ingrosso che qui rappresenta il Comitato Crisi Sanità Veneta e stavamo appunto dicendo è una spada di Damocle che si è abbattuta in tempi rapidissimi su questo sistema, non dando a nessuno il tempo di organizzarsi in qualche maniera. Voi state cercando di far sentire la vostra voce nella maniera più potente possibile in questo momento per spiegare come succedeva quella volta a Houston. Abbiamo un problema serio da risolvere. Molto serio da risolvere, anche perché questi tagli tagliano a monte senza avvertire la valle. Quindi cosa vuol dire? Il medico di base non sa effettivamente, lui continua a prescrivere al proprio cittadino gli esami di cui ne ha bisogno e poi questo cittadino andrà nelle strutture, andrà a chiedere e chiedi ma non ti sarà dato questa volta, perché le strutture con questi tagli potranno erogare molti meno servizi e quindi ci sarà veramente sarà tragica. Poi sappiamo che le strutture, quando si tratta di meno tagli di prestazioni, tagli di introiti, tagli al personale, perché sappiamo che nelle strutture come le nostre il costo principale è dato dalla forza lavoro, quindi perché sono società di servizi, quindi automaticamente ecco che tante famiglie per strada, tanti bambini che non avranno più, guardo anche i bambini di questi genitori che si troveranno veramente in crisi, quindi la crisi sulla crisi. Voi state cercando appunto di far sentire la vostra voce, visto che non abbiamo tantissimo tempo, spieghiamo quali sono i momenti in cui vi farete sentire. Abbiamo già detto di Marghera, stasera anzi alle 21, abbiamo detto che c'è questo momento di silenzio annunciato via radio che sarà 1 minuto in tutte le strutture sanitarie e poi cosa c'è? Anche un teach-in si chiama, che cos'è? Prima di dire del Ticino dico che venerdì saremo anche a Rovigo, la zona più colpita dai tagli, quindi hanno circa un 70% in meno di prestazioni da poter offrire le strutture, quindi saremo tutti a Rovigo, al Teatro Don Bosco. Alla sera? Sì, alla sera sempre alle 21 al Teatro Don Bosco, parleremo sempre con i cittadini e spiegheremo la delibera, spiegheremo chi siamo e quant'altro. Visto che non lo fa la Regione, lo facciamo noi, parlare con i cittadini, informare i cittadini di quello che gli sta succedendo. E anche i medici di base e anche i sindaci, noi avvisiamo tutti. E poi parliamo del Ticin. Il Ticin verrà fatto a Padova sabato. Ticin è un evento formativo, allora parliamo con i professori, parliamo con le persone che vivono all'interno dell'università. È un evento formativo estemporaneo, indetto solitamente dagli stessi universitari quando c'è un problema che ha un impatto abbastanza grave, un impatto sociale grave che si ripercuote quindi sul sociale, sui cittadini e quant'altro. Ci saranno dei professori, ci sono professori anche di Roma che verranno e che interverranno a questa assemblea, a questo momento formativo, ci saranno degli operatori del settore
sempre all'interno dell'università. Avete quindi un po' di solidarietà dal mondo ospedaliero? O dal mondo ospedaliero, sì, sono con noi, dal mondo ospedaliero e dal mondo universitario, e si metteranno queste persone a disposizione dell'assemblea, quindi sarà una cosa attiva, per rispondere alle domande, ai dubbi, alle perplessità e per spiegare che cosa succederà se questi tagli, come sono già partiti, continueranno. Bisogna che l'assessore, il governatore blocchino questa delibera. Volente o nolente deve essere bloccata o devono essere apportate modifiche tali perché le ripercussioni non siano così gravi. Ecco, dicevamo poco prima della pausa pubblicitaria, effettivamente però c'è un problema di costo delle prestazioni sanitarie nel nostro Paese. Quali sono le vostre proposte? Come si risolve? Ci sono sicuramente dei problemi di costi a livello sanitario, però se noi siamo una regione d'eccellenza, così viene detto, per meritocrazia, quindi eccellenza e meritocrazia vanno a braccetto, si diceva che le regioni meritocratiche avrebbero goduto di un di più, che sarebbero state più tutelate, più tranquille. Se noi siamo una delle migliori e abbiamo avuto questi tagli, che cosa sarà degli altri? Dobbiamo per forza costringere il cittadino che già vive in una situazione di crisi enorme per altri fattori, di pagarsi, di accedere solo al privato, allora la sanità diventerà per l'elite? Ricordiamoci che cos'è che chiediamo a nostro Signore ogni mattina quando apriamo gli occhi? Signore, dacci la salute. Perché la salute è uno dei primi bisogni che devono essere tutelati sempre. Allora, le richieste precise del vostro gruppo, e siete, come ho ricordato anche prima, un bel gruppo, parliamo di migliaia di persone che lavorano in tutte queste strutture e che dalla mattina alla sera, grazie anche alle decisioni che poi sono passate attraverso i direttori delle aziende ospedaliere e delle USL, si sono ritrovati a fare i conti con uno scenario che non prevedevano, perché anche la delibera in realtà non è che sia, in realtà se venisse rispettata la lettera non darebbe questo effetto. No. Darebbe un effetto molto meno grave, ma qui diciamo che l'applicazione è stata, diciamo, un pochino selettiva. È stata lasciata a libero arbitrio dei direttori generali senza precisi criteri. Okay? Quando noi siamo stati in regioni e c'era stato chiesto di dare di portare le nostre iniziative, di portare magari dei suggerimenti al problema noi ci siamo preparati, noi avevamo qualcosa da dire, come si potrebbe fare a superare questo momento, eccetera, eccetera, però non ci è stato neanche dato l'opportunità, perché non era forse neanche quella la sede idonea. Quindi diciamo che c'è completamente una chiusura totale da parte della Regione, una non volontà. Vediamo cosa succederà la settimana prossima, perché sono annunciate circa 10.000 persone alla vostra manifestazione di domenica 17, aspetta che diciamo la data, domenica 17 marzo dalle ore 14 in Prato della Valle, poi in corteo. Non è proprio Prato della Valle, c'è stata una modifica su quel volantino lì, ecco. Ci troveremo, sì, lo dico così in itinere, assolutamente. No? Ci troveremo in Piazza della Frutta per poi arrivare in corteo a Prato della Valle. Quindi il contrario del volantino. Il contrario un pochettino del volantino, perché ci sono dei motivi per i quali, per la sicurezza e quant'altro, abbiamo preferito fare così. Per i bambini abbiamo previsto anche un momento per i bambini, perché le famiglie che giungono con i loro figli hanno il diritto di manifestare, di essere con noi, di capire quello che succede, quindi per i bambini ci sarà l'angolo del bambino, con dei gonfiabili, con delle cose che serve a loro per vivere serenamente un momento così tragico, perché i bambini non devono assolutamente sapere, sono ancora troppo piccoli, quindi che loro continuino a giocare, ad essere spensierati, e lo dico veramente in un momento di commozione, eccetera, perché tocca troppo, tocca troppo. È una rivoluzione, anche perché voi non siete abituati a manifestare, credo che sia una delle primissime manifestazioni che vengono fatte. Noi ne abbiamo fatte 3, 2 a Padova, una a Venezia, e questa qua sarà quella che riassumerà il tutto. Aspettiamo già 7-8 mila persone, ci hanno già dato la conferma che ci saranno,
Abbiamo invitato tutti i sindaci, abbiamo invitato persone, politici che interverranno all'interno della manifestazione, medici, tutte le associazioni rappresentative, associazioni che si occupano di sanità nel nostro territorio, le associazioni disabili, le associazioni delle malattie rare e quant'altro. Tutti. Domenica 17 si sentirà la voce di questo settore della sanità che come vediamo è alle prese con problemi molto gravi. Noi ne parleremo nel corso della prossima settimana cercando di dare il nostro contributo a una soluzione di questo problema piuttosto pesante. Chi vuole saperne di più, la manifestazione di Padova è regionale, quindi in Piazza della Frutta. Cioè, noi aspettiamo anche te, lo faccio così, puntando direttamente perché aspettiamo anche te a manifestare insieme a noi. Ricordo che noi abbiamo siamo presenti in Facebook come Comitato di Crisi della Regione del Veneto e lì all'interno verranno sempre aggiornate tutte le cose e poi abbiamo anche, e da di lì riusciranno a capire come arrivare a noi anche con le varie mail. Siamo sempre a disposizione di una sanità che deve funzionare. Grazie a Letizia Ingrosso per essere stata con noi stamattina. Grazie a voi di avermi dato la parola e la voce. Ai prossimi giorni, perché certo non ve la toglieremo nei prossimi giorni. No. Grazie ancora, grazie a voi di essere stati con noi stamattina, arrivederci a domani.